Io vivo in via Monte San Michele, questa via, e siamo veramente contenti perché con il 10 di luglio del 2018 noi abbiamo vissuto la nostra giornata della liberazione dal degrado, dal market della droga, e questo quartiere è rinato. Noi siamo veramente grati alle forze di polizia per tutto il lavoro che hanno fatto e che sono sempre stati presenti in ogni momento e ancora oggi sono presenti perché ci contattano, ci chiedono come sta andando e noi siamo veramente contenti. Questa è l'aria che si respira oggi tra i residenti e i commercianti di via Piave e dintorni, a distanza di 9 mesi dal blitz del 10 luglio che ha visto impegnati 500 uomini con arresti, provvedimenti restrittivi, sospensione di attività. I cittadini, i residenti e i commercianti della zona di via Piave, di via Monte San Michele, le vie limitrofe, oggi sono tranquilli. A distanza di quasi un anno dal blitz dello scorso 10 luglio la situazione è totalmente cambiata rispetto a com'era tempo fa. Fuori. Senti la tranquillità, le persone vivono tranquille, i bambini passano con la bicicletta, prima non lo facevano. Insomma un'altra realtà proprio. Siamo veramente felici, la mattina usciamo e ci sentiamo nella nostra strada, nella casa nostra, e quindi siamo felici veramente.